Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova rubrica e fatemi sapere se vi piace perché tutto dipende da voi. L'idea è quella di lanciare piccoli video news su quello che succede all'interno del mondo scacchistico nel panorama nazionale e internazionale. Saranno brevi video che chiaramente non andranno a sostituire i soliti ma che si andranno ad aggiungere. Oggi voglio proporti questa notizia che sta uscendo su tutte le testate giornalistiche, anche quelle che non parlano di scacchi, per questa news che ha veramente un po' sconvolto tutti. Noi sappiamo che esistono i motori scacchistici, ma esistono anche i robot scacchistici, cioè dei bracci meccanici collegati a questi motori che poi scendono, prendono il pezzo e lo spostano. Proprio il 19 di luglio, in questo torneo Open disputato in Russia, contro uno dei ragazzi più promettenti, questo bambino, dicono che sia uno dei migliori giocatori russi under 9, c'era il robot che giocava contro il bambino. Il bambino un po' come tutti i ragazzi, i ragazzini, sono impazienti, vogliosi di giocare, di dimostrare, impazienti di stare lì a aspettare la mossa del braccio, anche se il braccio, ricordiamoci, è un motore, quindi muove abbastanza in fretta. Che cosa succede? Che il ragazzino inizia a muovere la prossima mossa prima che il motore, che il robot, abbia compiuto la sua mossa. E quindi che cosa si vede ora nel video? Le immagini sono un po' sgranate, però quello che succede è che il motore va per abbassare e prendere il pezzo, il bambino va per giocare la prossima mossa e si incastra il dito all'interno del braccio meccanico. Da quello che si legge online si è rotto il dito, nulla di troppo grave, per fortuna, sarebbero cose che è meglio che non capitassero, però è capitato, per fortuna, ripeto, nulla di gravissimo e la notizia sta facendo il giro del mondo. Speriamo che ciò non demonizzerà il gioco degli scacchi, perché l'unica volta in cui si parla di scacchi a livello internazionale per una brutta notizia, questo è un po' quello che fanno i giornali in genere, no? Una notizia brutta in genere fa più spettacolo, fa più news, fa più views rispetto alle notizie belle, però insomma chi ha un briciolo di intelligenza capirà. Ragazzi, fatemi sapere se questa piccola rubrica vi può piacere. Se arriviamo a oltre 300 like io direi che si può continuare. Basta, finito qui, aggiornamento veloce e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!